C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati, la nostra celebre croce di Re Desiderio è impreziosita da questo medaglione aureografico con triplice ritratto da vedere e poi divertiamoci con il nostro dialetto bresciano. Il tondo vitreo a fondo blu inciso su foglia d'oro con ritratti fa parte della decorazione della croce di Desiderio. Si tratta di un capolavoro d'oreficeria del IX secolo che si inserisce nella tradizione delle croci gemmate carolinge. Il tondo ritrae una donna tra una coppia di giovani e, in base all'abbigliamento, alle acconciature e agli ornamenti, è possibile datare il manufatto intorno al III secolo d.C. Si tratta probabilmente di un gruppo familiare con una madre tra i due figli, mentre il nome del padre, magistrato d'alto rango, è indicato in caratteri greci dorati. Il proverbio di oggi, velocissimi allora, na fonno la la fat e l'altra la desfat. Interroghiamo immediatamente i clienti del bar da Oscar nel centro commerciale Ipersimpli di Via Valle Camonica. Lei capisce un po' il dialetto, Franca? Ciao, sono uscita presso e... Franca, o non vogliamo interromperla durante il caffè, però provi a vedere se conosce questa. Na fonno la fat e notro la desfat, cioè? Non lo so. Non lo so, dai Franca. Na fonno la fat, che non lì, na fonno la fat e l'altro la desfat, cioè? È separato. Separati. Ah, questo no, è il conosce mia. È il conosce mia. Se lei, signora Enrica, ha ragione, chi è la signora che ti fa? È la mamma, no? Sì. E E la là. desfa. La fonno la fat e l'altra la desfat. Non lo so, non lo conosco questo dialetto. Questo proverbio, se mai sentito. Bruna, giovane, bella, dinamica, quelle che piacciono a noi. Bruna, tu sei sposata? Sì, Aia. Allora, io ci provo. Na fonno la fat, riferito a un uomo, un ragazzo, e l'altra la desfat. allora la mamma l'ha fatto e la moglie l'ha disfatto. Bravissima Bruna, proprio questo. Non è giusto però, Perché non è giusto? perché la mamma l'ha fatto, quindi cioè, l'ha avuta, no? E la moglie non è giusto che dicono che l'ha disfatto. No, è felice tuo marito? Sì, tanto, come anch'io. Benissimo, Due. bene. Possiamo sapere dove si trova in questo momento che andiamo a intervistare pure lui? La donna l'ha fatta, La fonno la fa. E esatto. l'altra l'ha disfatta. Quindi chi è la donna che mette al mondo? Sempre la moglie, La moglie? certo. Ma lei è sposato? Sì, E si sente rovinato dalla moglie? no, assolutamente no. Una fonno la fate, un'altra la desfate. Una donna l'ha creato, quel bel ragazzo, quello sposo felice, ma un'altra l'ha rovinato. La moglie, questo è quello che potrebbero dire alcune sciure pettegole o anche sciori. Grazie per essere stati con noi, appuntamento alla prossima, ciao!